Buongiorno e benvenuti a 7 in punto, ben svegliati. Questa mattina vogliamo parlare di turismo, il primo comparto dell'economia del Veneto, il nostro oro che dovremo però iniziare a sfruttare in senso positivo, un settore dell'economia dove l'auspicio è quello che possano esserci sempre più posti di lavoro e possibilità di occupazione. Ma per capire qual è lo stato della situazione anche alla luce di Expo 2015 che aprirà a Milano tra qualche mese, abbiamo qui con noi questa mattina Marino Finozzi, assessore al turismo della Regione Veneto. Buongiorno e benvenuto. Grazie. Turismo, la nostra materia prima, il nostro vero potere, il nostro vero patrimonio, non da sfruttare perché non è questo il termine con cui si vuole cercare di valorizzare questo comparto economico, però è un'opportunità di crescita della nostra economia che forse fino ad oggi non abbiamo stimolato fin dove noi possiamo spingere il turismo in Veneto. Oggi possiamo contare su una presenza turistica molto importante. A me piace ricordare il fatto che il Veneto è la prima regione in Italia. Nel 2013 abbiamo ospitato 16 milioni di turisti a casa nostra per 64 milioni di presenze. Stiamo parlando di un'industria che fattura circa 11 miliardi di euro l'anno, con un indotto molto ampio, con una possibilità di coinvolgere settori che non sono solamente quelli strettamente collegati al turismo. Pensiamo all'agricoltura con i prodotti tipici locali, pensiamo all'agricoltura che fornisce il proprio prodotto ai tantissime strutture alberghiere che durante l'estate o durante l'inverno ospitano appunto questi milioni di turisti. Pensiamo all'artigianato artistico, dal banale esempio del vetro di Murano e i merletti e tanti altri prodotti di alta qualità da un punto di vista artistico che vengono prodotti in tutto il Veneto. Pensiamo a tutte quelle persone che prestano servizio collegato al turismo, dai trasporti a quelle che sono le guide turistiche, a tante altre professioni che sono in qualche modo legate al turismo. Quindi è un investimento a risultato sicuro, se così si può dire. Possiamo quindi tranquillamente dire che il turismo non è in crisi, il settore del turismo? È in crisi per quanto riguarda la presenza degli italiani sulle nostre destinazioni turistiche, mentre in continua crescita la presenza turistica straniera. Ormai abbiamo toccato le punte del 70-75% di presenze turistiche straniere. Questo è un vantaggio molto importante rispetto ad altre regioni che vivono quasi esclusivamente di mercato nazionale e queste sì hanno subito negli ultimi anni dei cali molto pesanti. Avere una presenza turistica straniera così importante significa portare a casa nostra risorse, monete di tutto il mondo che poi rimangono sul territorio. Perché a me piace ricordare che l'impresa turistica non è mai un'impresa di grandi numeri, è un'impresa spesso volentieri a conduzione familiare che reinveste quelli che sono i risultati del proprio lavoro. Non è una grande industria, una multinazionale che si sposta nel mondo a seconda di quali sono i benefici che in quel momento può offrire un territorio rispetto a un altro. È un tessuto di microimprese, quindi? Certamente, che rimane sul territorio. Il nostro patrimonio artistico e culturale, che è la base principale per cui il nostro turismo è così importante, non può essere delocalizzato. Venezia può essere copiata da qualche parte, l'hanno copiata in Cina, l'hanno copiata anche in Sudafrica, però è sempre una copia, mentre l'originale rimane qua e come la Mecca una volta nella vita a Venezia ci vuole andare. Questa struttura del comparto turistico fatta di microimprese è anche una struttura che facilita nuovi innesti e quindi offre occasioni di lavoro, perché penso ai giovani, penso a chi perde il lavoro, è difficile reinserirsi in una grande realtà, però inventarsi una piccola impresa, dal bed and breakfast all'agriturismo o anche alla cooperativa di servizi in aiuto al turismo, può essere un percorso
percorribile. Basta pensare la tecnologia quanto si è inserita in questo settore. E oggi tutti noi quando pensiamo a una vacanza, la prima cosa che facciamo entriamo attraverso internet in tutti quelli che sono gli spazi possibili per raccogliere informazioni del luogo dove abbiamo deciso di trascorrere le nostre vacanze. La prenotazione dell'hotel, la prenotazione dello spettacolo culturale, la prenotazione del viaggio, lo facciamo attraverso internet. Oggi c'è anche questo proliferare di applicazioni attraverso le quali si può entrare proprio nel dettaglio di quello che è l'offerta del territorio. Attraverso i moderni telefonini possiamo avere in tempo reale queste informazioni, quindi c'è un coinvolgimento anche di molte professionalità tecniche che si stanno interessando a questo settore perché c'è uno spazio enorme su questo fronte e quindi pensare a investire la propria formazione professionale indirizzandola verso il turismo credo sia un investimento molto sicuro, molto garantito. Oggi quasi tutti i nostri istituti alberghieri turistici ogni anno devono combattere con una richiesta di iscrizione molto superiore rispetto all'opportunità e alla possibilità di dare spazio. Quindi significa che il giovane crede nel futuro del turismo in continua crescita e anche remunerativo. Basta pensare all'evoluzione che ha avuto la figura del cuoco. Una volta il cuoco meno si vedeva meglio era, oggi è diventato un divo, oggi è diventato il personaggio che richiama il turista e l'appassionato della buona cucina in un ristorante rispetto all'altro. Questo anche grazie ai media che pullulano di trasmissioni in cui si cucina, anche recuperando la cultura del cibo come valore, no? In un momento di recessione si cerca di dare valore a quelli che sono i valori basilari, il cibo, la convivialità. Reinventarsi delle forme di cucina attraverso quelli che sono i prodotti tradizionali e quindi la tradizione in casa nostra. Ti faccio un piccolo esempio. Il Veneto ha questo primato di essere regione riferimento a livello europeo per quanto riguarda il turismo accessibile. Quello è il turismo accessibile, è quella forma di offerta turistica rivolta a chiunque, anche a quelle persone che hanno delle difficoltà, che hanno dei bisogni particolari e quando devono scegliere una località dove trascorrere delle vacanze devono capire se quella località ha la possibilità di ospitarli senza avere poi successivamente dei problemi. Tra i vari bisogni ci sono bisogni di carattere motorio, sensoriale, ma c'è anche una forte richiesta di attenzione per quanto riguarda l'alimentazione. Intolleranze, tutte le malattie derivate dall'alimentazione oggi hanno una forte richiesta di attenzione, vediamo sempre più spesso gli hotel e i ristoranti a promuovere dei menù dedicati per i celiaci o di altre forme di intolleranza. Ogni anno a Vicenza si svolge un'importante fiera, oggi unica fiera in Europa dedicata esclusivamente al turismo accessibile. L'anno scorso, nel 2014, abbiamo dedicato l'edizione di questa fiera all'alimentazione e abbiamo messo assieme alcuni cuochi, alcuni chef, tra i quali anche il buon Carlo Cracco, che sappiamo è veneto, vicentino, e allora abbiamo chiesto di preparare un piatto dedicato alle persone con alcune intolleranze, però utilizzando prodotti tipici locali. Quindi abbiamo abbinato cucina, tradizione e risposta a dei bisogni particolari in un contesto unico che è quello legato al turismo accessibile. Rispondere ai bisogni che sono sempre più diversificati dell'utente, questa è la direzione verso la quale deve andare un comparto sempre più specializzato? Certo, perché i turisti nel mondo stanno crescendo, ci sono delle stime che nei prossimi anni ci saranno sempre più persone che si sposteranno per motivi di vacanza, di svago, quindi anche l'offerta sta sempre più crescendo e quindi proprio la diversificazione dei servizi, come dicevi te, sarà la chiave di svolta, la chiave di crescita nel nostro territorio. Non possiamo più fermarci ad offrire la spiaggia, offrire la pista da sci, offrire il posto lungo la sponda del Garda, ma creare tutta una serie di alternative, di servizi aggiuntivi
per far sì che la vacanza non sia solamente un momento così di riposo, ma sicuramente deve essere un momento di esperienza forte che il territorio può offrire. Si parla sempre di esperienza emozionale e sensoriale, no? Quando si affronta e si programma un viaggio, magari viaggi e vacanze più brevi, ma dove sia possibile avere un quadro di tutto quello che un territorio può offrire e magari anche una sorpresa. Siamo alla termine di 5 anni di legislatura, che cosa può dire, perché gli enti pubblici sono importanti, no, per promuovere e sostenere comparti che poi determinano l'economia di un territorio. Che cosa si può dire, che cosa è stato fatto, quali sono le prospettive per il futuro? C'è un aspetto positivo e un aspetto negativo. Partiamo da quello positivo, anche perché ormai di notizie negative ne vediamo tutti i giorni. La strategia con cui siamo partiti 5 anni fa aveva 2 obiettivi: destagionalizzare la presenza turistica per non andare a congestionare i soliti territori nei soliti periodi dell'anno e appunto far conoscere territori nuovi del Veneto. E attraverso queste politiche rivolte a questi 2 obiettivi siamo cresciuti da un punto di vista turistico. Anche i dati del 2014, nonostante una stagione estiva pessima da un punto di vista meteorologico, abbiamo un segno più e ci ha permesso di far conoscere delle realtà nuove ai nostri turisti, perché ogni anno ci chiedono: ma quest'anno il Veneto cosa offre in più, cosa offre di diverso? E il fatto che ci sia stata un'estate pessima e quindi molti che avevano scelto il mare hanno organizzato nel loro soggiorno delle gite a Venezia piuttosto che in altri luoghi, ha un po' salvato la stagione, cioè questo aver pensato al piano B aiuta? Brava, proprio perché avevamo la possibilità di offrire un qualcosa di alternativo rispetto alla semplice giornata in spiaggia, ha fatto sì che queste persone abbiano trascorso le loro vacanze comunque vivendo un periodo di relax piuttosto che chiusi dentro la stanza dell'hotel. E la parte interna del Veneto si sta scoprendo straordinaria dal punto di vista turistico. Abbiamo lanciato questo nuovo tematismo, questo nuovo prodotto che è la Pedemontana del Veneto, che è una zona molto simile all'offerta turistica che troviamo in Toscana, quindi fatta di territorio, di paesaggio, di prodotti tipici, di cultura, di storia. Basti pensare Conegliano, Asolo, Bassano, Marostica, Soave, per rappresentare un po' le punte di eccellenza di questa zona. Ma siamo a 2 passi da Venezia, 2 passi da Cortina, 2 passi da Padova, dalle terme, quindi si possono combinare passioni legate magari all'attenzione verso la cultura, verso l'enogastronomia, verso ad altre attività, in un unico contesto molto in grado di offrire contestualmente tutte queste cose. Questo ci ha permesso appunto di crescere dal punto di vista turistico senza andare a intasare le zone già molto frequentate dal punto di vista turistico. L'aspetto negativo. Nel 2010, quando io ho cominciato ad occuparmi di turismo, il budget che avevo a disposizione per promuovere questa straordinaria regione era di circa 40 milioni di euro. La previsione di bilancio 2015 parla di 9 milioni e 800 mila euro, quindi potete immaginare quanto difficile sia promuovere questa realtà nel mondo con un continuo taglio di risorse. Taglio di risorse che sono effettuate all'interno della giunta regionale, perché comunque ha dei tagli che arrivano dallo Stato, o tagli di risorse specifici al comparto turismo che arrivano direttamente da Roma piuttosto che dall'Europa? Perché uno potrebbe dire: allora è vero, vi hanno tagliato un po' la coperta, però perché penalizzare in maniera così pesante il turismo che crea occupazione, essendoci quasi 200.000 disoccupati anche in Veneto? È presto detto, il bilancio della regione è molto ingessato, soprattutto per quanto riguarda la parte legata alla sanità e al sociale. L'80% del bilancio regionale è rivolto a questi 2 grandi e importanti competenze regionali. Insomma, i risultati li vediamo, perché la sanità del Veneto è considerata tra le migliori non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo. Quindi tutto ciò che abbiamo dovuto subire come tagli
dallo Stato centrale verso la Regione in questi anni hanno pesato in modo purtroppo più evidente in quei capitoli legati al turismo, alla cultura, all'impresa, allo sport, alle attività artigianali, perché sono considerati dei capitoli delle poste in bilancio comprimibili. Però sono capitoli produttivi. Sì, ma non potevamo tagliare non potevamo tagliare nel trasporto pubblico, non potevamo tagliare nella formazione, nelle scuole, quindi per evitare di tagliare quegli aspetti che sono primari della nostra società abbiamo dovuto tagliare in modo più pesante in questi altri settori. Nel settore del turismo, visto che appunto c'è stato un taglio pesante delle risorse a disposizione, per continuare con i vostri progetti, l'idea di coinvolgere i privati stessi che sono poi agenti di questa produttività? Abbiamo cercato altri partner, come dicevi te, e li abbiamo trovati da un lato sulle imprese private, perché attraverso una nuova legge sul turismo abbiamo costituito dei consorzi che devono essere esclusivamente partecipati da privati, perché non ci sono delle commistioni tra pubblico e privato. E un altro importante socio. Cosa sono questi consorzi? I consorzi sono delle aggregazioni tipo delle agenzie? Aggregazione di operatori, quindi proprietari di alberghi, di campeggi, di bed and breakfast, che si mettono assieme e tra di loro studiano dei progetti di sviluppo turistico, sia da un punto di vista della promozione, sia da un punto di vista della commercializzazione. Quindi li vendono i pacchetti? E ricevono dalla Regione un aiuto pari al 50%. Quindi noi investiamo il 50%, un altro 50% lo investono loro, quindi creiamo un volume di risorse disponibili ben più importante. Un altro importante socio è diventato la Comunità Europea. Nel senso che come è diventato? Uno dà per scontato che la Comunità Europea abbia contribuito al turismo anche in passato, quando arrivavano tanti fondi che non si sa mai dove siano finiti o rimasti nei cassetti di chi non si è applicato? Brava. Purtroppo il turismo per la Comunità Europea non è mai stato un settore su cui investire. Solamente negli ultimi anni, anche grazie a una presenza importante nella Commissione Europea che si interessava di sviluppo economico, quindi anche di turismo, Antonio Tajani, che ha creato un nuovo filone di investimenti dedicati al turismo. Quindi nella programmazione in corso, le programmazioni europee durano 7 anni in 7 anni, abbiamo concluso fino al 2013 quella precedente, 2014-2020 in corso quella nuova. In questa finalmente troviamo delle risorse importanti anche per il turismo, cose che nella precedente non c'era. È una cosa che veramente mi lascia basita, se considero che il turismo è il pane per tutta l'area dei paesi mediterranei, la Spagna, la Grecia, quelli che poi sono in sofferenza oltre all'Italia. Perché purtroppo le politiche di sviluppo europee non vengono decise da questi paesi. Ci sono paesi come la Francia, come la Germania e altri paesi del nord d'Europa che ovviamente hanno più interesse magari a mettere delle quote di produzione sul latte, sulle olive, sui prodotti agroalimentari, perché qua siamo forti, molto più forti noi rispetto a loro e quindi difendono le loro produzioni. Purtroppo l'Europa non sono gli Stati Uniti d'America dove c'è una politica monetaria unica, c'è una politica di sviluppo unica, qui ci sono ancora tante piccole realtà che litigano tra di loro all'interno di questo contesto europeo. Classe di campanile. Deve crescere ancora l'Europa per essere veramente un'area dove c'è un'omogeneità di sviluppo che si basa anche sulla pressione fiscale. Negli Stati Uniti d'America c'è una pressione fiscale uguale su tutto il territorio, mentre noi vediamo di paese in paese aliquote fiscali diverse tra di loro, quindi siamo anche concorrenti, c'è una concorrenza a volte anche non del tutto leale all'interno della stessa area. Do lo spazio alla pubblicità, torniamo tra un paio di minuti, ancora a colloquio con l'assessore Finozzi, tra pochissimo, grazie.
Torniamo in studio con noi l'assessore del Veneto regionale Marino Finozzi. Parliamo di turismo, un settore che sta andando bene grazie alle presenze straniere, ma che può fornire delle occasioni occupazionali non indifferenti. Al termine, insomma, del suo mandato, luci ed ombre, però ha dei dati che possono essere confortanti. Diamo qualche numero per far capire la geografia, la realtà di questo settore. Stiamo parlando, come dicevo prima, di un'industria che fattura 11 miliardi di euro, che rappresenta l'8,2% del PIL regionale, che significa 3 volte e mezzo il fatturato dell'agricoltura, 3 volte il fatturato della produzione alimentare, 3 volte il fatturato del tessile e abbigliamento. Sembrerebbe che il tessile e abbigliamento in Veneto fosse uno dei settori più importanti. Forse il turismo fattura 3 volte tanto. Stiamo parlando di circa 500.000 posti di lavoro che sono in continua crescita e, ripeto, anche in settori diversi, non è solamente il lavapiatti o l'addetto alla sala negli hotel, ma ci sono anche figure professionali sempre più importanti. Il Jobs Act, che si dice scatenerà parecchie centinaia di migliaia di posti di lavoro, può avere una ripercussione anche in questo comparto? Credo proprio di sì. Ricordo che ogni anno, soprattutto nell'area legata alle spiagge, dove la presenza turistica rappresenta il 50% del totale del Veneto, vengono assunti e per stagionalità diverse persone che arrivano anche da fuori Italia, soprattutto dall'area ex Jugoslavia, da Croazia, da Slovenia. Da quelle aree arrivano tantissime persone, tantissimi lavoratori che vengono impiegati nella stagionalità estiva del mare e nelle nostre spiagge. Io penso che con un po' di attenzione anche da un punto di vista formativo e un po' di interesse da parte delle persone che sono rimaste senza lavoro in questi anni si possa veramente trovare dei inserimenti importanti, anche perché il contratto che vige su queste attività garantisce uno stipendio per tutti i 12 mesi dell'anno. Quindi si lavora 7-8 mesi l'anno, ma poi si ha una possibilità c'è una copertura, quindi anche la possibilità di un programma, di un progetto. Infatti chi ha questo tipo di professionalità sa benissimo che non può lavorare 12 mesi l'anno, ma sa che può contare su uno stipendio per tutto l'arco. E anche del tempo libero, certo. Oserei dire io in maniera un po' di solito quella malevola. parte di tempo viene impegnata a crescere dal punto di vista professionale, perché abbiamo dei importanti percorsi formativi dove insegniamo anche le lingue che oggi sono meno conosciute come il cinese e il russo, ma che riguardano mercati che sono in continua crescita. Il mercato cinese, ad esempio, per quanto riguarda il 2013, è cresciuto del 26%. Lei ha detto abbiamo dei corsi di lingue, mi è venuta in mente subito la possibilità di persone che hanno perso il posto di lavoro, che magari non lavoravano nel comparto del turismo. Come fanno a rimettersi in gioco? Vengono in regione attraverso Veneto Lavoro? Cioè che sostegno dà la regione per mettere in moto questo meccanismo che richiede figure? Oggi ormai in ogni comune e anche attraverso le rappresentanze sindacali ci sono questi percorsi di reinserimento lavorativo. All'interno di questi percorsi ci sono anche dei corsi di formazione dedicati in modo particolare al turismo. Oggi si può fare turismo in tanti modi, anche il chiosco lungo una pista ciclabile può essere l'occasione per una famiglia per creare un reddito, la possibilità di ospitare delle persone a casa propria attraverso il sistema di bed and breakfast, oppure creare magari delle piccole zone, delle aree di informazione e vendita di prodotti tipici locali. Sono tantissimi prodotti nel Veneto, solo per parlare di vino, anche in questo caso siamo la prima regione che per quantità per produzione di vino, stiamo parlando di 9 milioni di ettolitri di vino che fa appunto il Veneto la prima regione, con tantissimi vini di elevatissima qualità, dall'Amarone al Prosecco e tantissimi altri vini. Immaginiamo il turista che percorre e attraversa il nostro territorio, se trova
l'opportunità di assaggiare questi prodotti e di portarseli poi a casa, se non crea anche in questo caso opportunità di carattere commerciale e quindi anche occupazionale. Quanto la rete è importante, lei ha altri dati, no? Nello sviluppo, perché poi la rete arriva a domicilio tra i potenziali clienti del patrimonio veneto. Certo, la filiera che compone il settore del Veneto così comporta il 30% da alberghi, il 17% è il commercio che ne trae beneficio, il 15% in locazione di fabbricati, quindi l'affitto degli appartamenti, il 9,5% del volume generato dal turismo è dedicato all'agroalimentare, il 7,5% dalle attività artigianali, il 6% dalle attività culturali, il 6,5% dei trasporti e così via. Quindi, come dicevo prima, sono molteplici settori che in qualche modo possono potenziare nel turismo le attività culturali, come è stato fatto per un lavoro decennale, no? Per le tipicità enogastronomiche, il valore culturale del fermento, anche penso alle compagnie teatrali, agli artisti di strada, penso a pittori piuttosto che gallerie, cioè c'è un impegno pari e uguale a quello che è stato messo per valorizzare i prodotti della terra, delle tipicità, per valorizzare i prodotti della mente, dell'arte, che è un po' un confine, artigianato, arte, espressione culturale. Abbiamo fatto un'indagine poco tempo fa per capire quali erano le motivazioni per cui un turista che arriva da ogni parte del mondo sceglie il Veneto per le proprie vacanze. Tra le tante motivazioni, le due che in particolare erano le più motivanti, la gastronomia, quindi il prodotto enogastronomico, e la cultura. E quindi l'abbinamento di questi due elementi è fondamentale. Oggi cerchiamo di far esaltare tutte quelle che sono le attività culturali del nostro territorio, dei grandi spettacoli, dei due grandi e importanti realtà come il Teatro La Fenice o l'Arena, alle piccole realtà di attività culturali a livello locale, dalla partita a scacchi di Manortica ai palli che ormai vengono organizzati in tutto il nostro territorio. E un grosso apporto lo danno le Proloco. Quello può essere anche un bacino occupazionale, quello del mondo culturale? Sì, non perché una volta Proloco. che l'iniziativa comincia ad avere un proprio interesse, diventa prodotto richiesto? Diventa un prodotto, e questo fa sì che alcune persone possano dedicarsi a tempo pieno a queste attività. Questa importante energia espressa dal nostro territorio cerchiamo di farla conoscere attraverso la rete degli uffici IAT. Ci sono state delle polemiche perché attraverso una riforma di questi uffici in alcuni casi sono stati chiusi, in alcuni casi sono stati spostati altrove. Qualcuno ha perso il posto di lavoro? Ma in questo momento è in corso questa riforma, quindi ma ci sono persone alcuni che rischiano? uffici che sono stati chiusi e altri che sono stati aperti. Quindi magari qualcuno avrà perso il posto di lavoro perché l'ufficio IAT sì, ma è stato ricollocato? O è stato ricollocato o qualcun altro ha trovato lavoro. Quindi sono un saldo attivo. Sì. Ultime due cose, per i prossimi a breve scadenza quanti nuovi posti di lavoro pensa che in Veneto potranno essere creati con il turismo? Io credo, non ho stime esatte, ma io credo che contestualmente alla crescita delle presenze turistiche crescerà anche la percentuale di occupati. Se stiamo crescendo di anno in anno attorno al 4-5%, significa che ogni anno c'è bisogno di un 4-5% di nuovi posti di lavoro che si aggiungono a quelli già presenti. Adesso faccio una domanda al politico, rappresentante della Lega Nord, siamo al termine, prossime elezioni regionali, il candidato per le regionali è già stato indicato, certo. Però c'è anche il Comune di Venezia, città metropolitana. Si è fatto qualche nome da parte vostra, ho letto nei giornali, con un outsider quasi, c'è una conferma, state ancora discutendo, no. Ci sarà tutto il centrodestra compatto? Manca ancora parecchio tempo prima di arrivare al momento di presentare ognuno le candidature che si reputano più importanti. C'è un pourparlers, stiamo parlando con molte persone, ci sono
tanti soggetti che magari non sono direttamente collegabili a un partito, che possono essere interessanti, che possono essere candidati che i cittadini di Venezia reputeranno importanti, quindi stiamo parlando con molte persone, piano piano chiuderemo queste maglie e piano piano arriveremo tra qualche mese a presentare i nostri Non voglio candidati. un nome ma un profilo. Ma a Venezia c'è bisogno di un volto nuovo, c'è bisogno di qualcuno che rappresenti le due grandi differenze che troviamo a Venezia, dalla persona che tutti i giorni si deve alzare, scobbare per portare a casa la pagnotta, e poi c'è come un'area molto aristocratica che vive ancora a Venezia. Rappresentare queste due anime non è semplice, abbiamo visto in fasi alterne qualcuno che rappresentava una parte e qualcuno che ne rappresentava l'altra. Oggi c'è bisogno di qualcuno che dia risposte celeri a Venezia, perché altrimenti nel corso di pochi anni Venezia diventerà un Luna Park dove viverci sarà veramente difficile. E ritornando anche alla regione, c'è un bisogno di una nuova immagine fresca, pulita dopo tutto quello che è successo? Ma quello che è successo riguarda un passato remoto, che è già stato superato, perché con l'arrivo di... Quindi non temete di pagare uno scotto? No, per due motivi. Prima di tutto, ripeto, quello che è successo in modo particolare sul caso Mose ha toccato la regione come ente in modo molto marginale, perché ricordo che il Mose è un progetto statale pagato dallo Stato, dove la regione era coinvolta solamente per alcuni piccoli passaggi. Piccoli passaggi, un ex presidente, un assessore anche dell'attuale giunta. Sì, ma non è la regione che aveva diretti interessi. No, certo, sono gli uomini. Gli uomini dovranno dimostrare in che misura avevano dei legami con coloro che hanno realizzato il Mose. E quindi la regione in quel caso è stata solamente danneggiata da una cattiva immagine che non si meritava. Però l'immagine è un po' da ricostruire nel mondo di Venezia. Credo di sì, ma la possiamo ricostruire solamente con i risultati. Io ringrazio Marino Finozzi, subito dopo la pubblicità un altro ospite, ma continuiamo a parlare di politica. Grazie.